Un'esplosione improvvisa, violenta, terribile, oltretutto avvenuta proprio attorno all'ora di pranzo, quando il furgoncino che vendeva panini sul piazzale di un centro commerciale di Marghera era in piena attività. Sul piazzale rimangono solo le carcasse del furgone e di una moto. 4 persone sono ricoverate in ospedale. C'erano degli avventori e sono state coinvolte 4 persone che adesso sono tutte all'ospedale. Il titolare e la compagna, un avventore da quel che ho capito che stava pagando e poi una ragazza che in questo momento non so il suo ruolo. E 2, da quel che ne so io, per torno a ripetere, io ho operato qui sul posto, sono medie e una è un po' più grave. Questo significato sarà da verificare poi all'ospedale dai medici. Le 2 ferite più gravi sono 2 donne sui 40 anni che al momento dell'esplosione erano sedute davanti al furgoncino a consumare l'ordinazione. Ricoverate a Mestre, saranno presto trasferiti ai centri ustionati di Padova o Verona. Le loro condizioni sono serie, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Ferito, come detto, anche il titolare ed una 4ª persona in maniera più lieve, sbalzata dall'onda d'urto dell'esplosione. C'è una bombola esplosa, quindi è stata quella che ha fatto la deflagrazione e l'abbiamo trovata a una 50 di metri, però adesso insomma il meccanismo da dove è partito e l'evolversi faremo delle valutazioni graduali in base anche a quello che troviamo sotto. Adesso bisogna vedere il tubo, il cavo, come hanno riempite, tutta una serie di fattori tecnici che in questo momento è solo da mettere in sicurezza.